Cosa c'è esposto? Dunque una mostra inaugurata il 6 settembre che durerà fino al 6 di ottobre, ci sono esposte le opere principali di Leonardo, il Codice Atlantico che è l'originale presso la Biblioteca Ambrosiana a Milano, i codici di Francia degli istituti di Francia che sono in Francia, poi abbiamo vari volumi di disegni e rappresentazioni di Leonardo, tra cui il Codice Tribulziano, più enciclopedie illustrative, diciamo, dei disegni di Leonardo, e in ultimo abbiamo il Codice di Madrid, originale in spagnolo, proprio anche il manoscritto di Leonardo. Come mai la scelta di allestire questa mostra? Diciamo che quest'anno, essendo il 500 anniversario della morte di Leonardo, abbiamo pensato di celebrarlo in questo modo a Moneglia. Sono tutte opere che vengono da collezioni private, come dicevo, autenticate e certificate con atto notarile. In Liguria purtroppo non c'è stata una grandissima attenzione per i 500 anni della morte di Leonardo, perciò a Moneglia abbiamo sopperito a questa mancanza con questa mostra che appunto durerà proprio un mese, dal 6 settembre a più o meno il 6 di ottobre, ed è motivo di grande lustro e prestigio per tutta la nostra comunità. Mostra su Leonardo che però non è l'unica mostra a Moneglia. No, abbiamo anche una mostra di un macchiaiolo che appartiene alla corrente dei macchiaioli che si chiama Helvezio Bouvier, che è nato nel 1878 a Genova, è morto nel 1957 a Genova ed ha trascorso a Moneglia dal 38 al 42 e ha lasciato un baule di dipinti tutti su cartone ma sono straordinari, e questa mostra si trova nella hall del Piccolo Hotel a Moneglia di fronte al Palazzo Comunale.